Ed eccoci qua, cari amici, sempre dalla fiera auto d'epoca di Padova. Il Marvin si sta facendo un giretto nei parcheggi esterni prima di entrare in fiera, come da consueta prassi. Il Marvin insomma cerca di portare a casa qualsiasi cosa anche dai parcheggi esterni. E niente, guardate qua, cari amici, trufolandoci qua tra queste macchine ho scovato questa Fiat Jungla 600 che io insomma era una vita o forse non ho mai visto. E cari amici, qua la documentiamo così, è qua su un pianale qua di un autocarro. E niente, non so se quest'auto è stata venduta o verrà insomma esposta per la vendita. Intanto la portiamo a casa così com'è, anche perché insomma, ripeto, il Marvin queste auto non è che le vede tutti i giorni, sono auto un po' particolari. E niente, le catturiamo così al volo. Guardate qua, cari amici, insomma, come documentario va catturata, va messa nell'archivio del Marvin. Eccolo qua, insomma, questa Fiat 600 Jungla. Adesso vediamo un po' di arrivare anche alla zona qua del volante. Volevo farvi vedere appunto la zona del volante, sono qua appunto tra le macchine, come vedete. E niente, adesso vediamo un po' se riesco ad arrampicarmi su questo autocarro per vedere, attenzione Marvin, questa Fiat 600, eccola qua cari amici, sono sull'autocarro. Insomma direi una macchina da safari molto semplice e niente, simpatica, ripeto, un'auto che non vediamo tutti i giorni, insomma semplice appunto. Guardate qua cari amici, Fiat 600 Jungla qua dalla fiera auto d'epoca di Padova. E adesso il Marvin scende e qua il Marvin vi saluta, vi dà appuntamento ad un prossimo report, che qua alla fiera di Padova le auto non mancano. Ciao a tutti e a presto.